Another day breaks and the last one's gone. You dig deep just to carry on. Your debt's paid off, but it don't feel gone. So you slip out the back and you're moving on. Yeah. I can never figure out how to make a case that is don't amount to a fall from grace. She wants to know, can I replace this tired wool with satin lace? Says you're on a bridge, you know when you're getting that fast. Put it in the past, put it in the past. If this is a race, then I hope you come last. You're on a bridge, you know when you're getting that fast. Till it breaks the door. You can build a house, you can't build a home. And it's a fool who believes love is bred in the bone. Buon pomeriggio, si sente sì. Buon pomeriggio a tutti coloro che sono qui presenti oggi, alle autorità civili e militari presenti, ai cittadini, alle confraternite del vino. Un ringraziamento anche per la loro presenza della banda di San Paolino di Aquileia, un ensemble di, come avete potuto sentire, di trombe e tamburi. Buongiorno, anzi buon pomeriggio anche a Portogruaro, che oggi incrementa il suo patrimonio con un'opera che tra poco andremo a inaugurare, di una utilità sicuramente notevole. Io do la parola al signor Sindaco, che introdurrà appunto l'inaugurazione di questo nuovo ponte, che ancora vi scopriremo il nome tra poco. Prego. Buonasera a tutti, benvenuti e ben rivisti, anche perché l'occasione della terra di Doggi ormai è un po' tradizione che coincide con una inaugurazione di un'opera pubblica, e anche quest'anno facciamo la stessa cosa, nel senso che inauguriamo la terra di Doggi 2 giorni con l'inaugurazione di questa straordinaria passerella che unisce il Lemene nelle 2 sponde. Portogruaro è una città d'acqua, ha fatto dell'acqua la sua risorsa principale, ed è giusto che noi amministratori la valorizziamo e facciamo il possibile per renderla accessibile, visibile ai nostri cittadini. Questa è un'opera secondo noi molto importante, perché collega una parte importante di Sant'Agnese con San Giovanni, una volta divisa. Mi dicevano i ragazzini che si divertevano da una parte e l'altra della sponda, vuol dire, con un po' di competizioni giovanili. Oggi con questa passerella togliamo questa barriera. Credo anche che ritorniamo alla città, un altro pezzo di storia significativo. Questo intervento che è alle mie spalle è un intervento che noi riteniamo importante. Quello che invece io ho di fronte ed è a vostre spalle tra pochi mesi sarà anche quello, un edificio che recupera un edificio vecchio ed è una parte di città che doveva essere recuperata. Credo anche che finalmente con il collegamento continuo fra Concordia e Portogruaro della pista ciclabile illuminata, anche questo potremmo idealmente collegare Concordia a Portogruaro in maniera più forte del passato.
Io credo di dover ringraziare tutte quelle persone che hanno consentito questo pomeriggio di inaugurare questa passerella e questo tratto di pista ciclabile. Non era dato per scontato, nel senso che avete assistito anche voi tutti il tempo che abbiamo avuto in questo periodo e che ci impediva di procedere con i lavori, e quindi c'è stato fino alle oggi pomeriggio alle 2, 2:30 il rischio di non vederla conclusa così come voi la vedrete quando attraverseremo il ponte. Quindi a me il dovere, l'obbligo di ringraziare le imprese, il direttore dei lavori, tutte quelle persone che hanno lavorato di sabato, di domenica, di venerdì per raggiungere questo traguardo. Voglio ringraziare i dipendenti comunali che hanno sopportato questo peso anche questa volta con un impegno straordinario, e io credo che anche con questa opera noi abbiamo sistemato un altro pezzo, lo ripeto, di città importante. Villa Martinelli avrà tra poco una nuova destinazione. Oggi prima era sede della Fondazione Santa Cecilia, che oggi si è già trasferita nella nuova sede. Villa Martinelli verrà utilizzata, come dicevo, per altri fini, oggi è utilizzata per le scuole, perché stiamo ristrutturando, anzi la provincia sta ristrutturando i 2 pressi del Nieva. Quindi come vedete noi stiamo procedendo alla sistemazione di questa straordinaria città a cui tutti noi vogliamo molto bene. E credo di aver detto tutto, do la parola al vice sindaco, così vi dirà anche, visto che è il direttore interessato, essendo vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, è quello che più di altri ha seguito quest'opera, e ci riporta anche alla storia e al nome di questo ponte, perché il nome di questo ponte non nasce casualmente, ma come tutte le cose ha dietro un significato e una storia. Grazie di essere venuti.